Dunque, riprendiamo. Rendo pubblica l'indecisione di molti relatori, tra cui anche Rosa Barbier-Mentasti, se fare la relazione in inglese o in italiano. Siamo stati comunque, questa seconda parte sarà in italiano, ma naturalmente poi la discussione potrà essere fatta in entrambe le lingue. Mentre che invito ad accomodarsi gli ultimi uditori, dicevo appunto è quasi pleonastico presentare Rosa Barbier-Mentasti in quanto una delle massime studiose dell'arte vetraria veneziana, ha scritto libri fondamentali e curato mostre altrettanto fondamentali su questo argomento. La relazione è di grande interesse proprio perché, come abbiamo sentito, il deciso ruolo degli stranieri nella promozione delle manifatture italiane, che è un tema forse ancora poco studiato, che ha vari modelli nella penisola. La sua relazione è intitolata La promozione del vetro di Murano, Austin Henry Layard e Lady Henry Layard. Allora, ma ero incerta se parlare in italiano o in inglese perché ho visto che tutti si esprimono in inglese. Comunque ormai parlo italiano, ma magari se c'è qualche spiegazione da dare la posso dare nel mio povero inglese. Dunque, questa è una foto di Layard quando siamo nel 1863, quindi quando oramai comincia a frequentare molto di più il mondo veneziano. Era già stato a Venezia nel 1839, nel suo viaggio verso l'Oriente, poi fu a Venezia in un momento particolarmente triste e tragico nel 1860, quando Venezia languiva nel periodo peggiore della dominazione austriaca, perché dopo il 48 la dominazione austriaca fu molto più pesante a Venezia. E poi sarà con il ministro degli esteri inglese a Venezia nel 1866, quando Venezia passa dalla dominazione austriaca alla indipendenza, alla unione al resto del Regno italiano, e che lui naturalmente favoriva dentro di sé da molto tempo. Layard si interessa di vetro veneziano. Lui, secondo me, ogni volta che Layard entra in un mondo che non è quello inglese, che sia il mondo orientale, che sia la Spagna, che sia l'Italia, fa proprie la cultura e la storia di quel paese. C'è un'apertura mentale straordinaria, tale da spingerlo ad approfondire le radici culturali del luogo in cui vive, e in questo senso quando arriva a Venezia diventa un vero veneziano. Quindi già negli anni 60 lui in qualche modo venne a contatto col mondo vetrario veneziano, che era nel periodo peggiore delle sue ricorrenti crisi. Diciamo che Murano non ha mai vissuto la povertà, se non proprio nella prima metà dell'Ottocento. È stata sempre un paese produttivo, importante, molto florido, con famiglie che avevano una certa condizione borghese e di un certo peso. Mentre dopo la caduta della Repubblica di Venezia, la vetraria veneziana subì un periodo di crisi terribile. Quindi quando Layard arriva a Venezia e conosce Murano, viene colpito da questa situazione di stallo dell'economia. Devo dire che io non ho approfondito, ma mi piacerebbe conoscere le sue idee sul piano sociale e politico riguardo all'impegno da parte delle personalità più importanti della società di aiutare le classi più povere. Questo sarebbe molto interessante, perché in realtà egli dimostra di essere interessato al mondo della produzione vetraria non soltanto per i suoi aspetti artistici, ma anche dal punto di vista sociale. Vede un paese povero, mentre prima era stato florido, che è Murano,
e si interroga sulle possibilità di poter aiutare una rinascita di questa realtà produttiva così antica. Vi ricordo che il primo documento veneziano in cui si cita un vetraio a Venezia, un vetraio attivo a Venezia, risale all'anno 982, quindi più o meno già nell'Ottocento eravamo quasi a 1000 anni di storia. Oggi abbiamo superato i 1000 anni di storia e probabilmente si può anche pensare che la vetraria veneziana risalga addirittura all'epoca romana, cioè all'attività romana di Altino e di Aquileia e a quei cittadini di queste città romane che poi si sono trasferite nella laguna di Venezia. Quindi probabilmente l'attività vetraria di Murano è più antica rispetto a questo primo documento dell'anno 982. Quindi Layard a questa età sembra molto più vecchio, in realtà ha poco più di 40 anni, già conosce il mondo muranese e non sappiamo come viene in contatto con quello che sarà un altro grande personaggio che aiuta la rinascita del vetro muranese, che è Antonio Salviati. Antonio Salviati era un avvocato di Vicenza che molto intraprendente, molto furbo probabilmente anche, un grande uomo di pubbliche relazioni, il quale arrivando a Venezia a Murano scopre la realtà della tradizione musiva veneziana, cioè la tradizione del lavoro mosaico. Incontra Antonio Salviati un vetraio si chiama Lorenzo Radi, che sta tentando da anni di far rinascere la produzione del mosaico in vetro. Vi ricordo che il problema del mosaico è quello di riuscire a fondere dei colori molto brillanti, molto belli, in una grande gamma cromatica, e Radi proprio era più un tecnico che un maestro vetraio, e proprio studiava le composizioni dei vetri colorati, e Salviati nel 1859 fonda una vetreria che si chiama Salviati appunto, che promuove la fusione di tessere di vetro e la realizzazione di grandi composizioni musive da applicare ai monumenti. In questo si avvale anche della collaborazione di alcuni mosaicisti che vengono da Roma, perché a Roma la scuola vaticana del mosaico non aveva mai cessato di essere attiva. Quindi nel 1859 Salviati apre la sua attività all'interno di Palazzo Barbarigo sul Canal Grande, proprio quasi di fronte a noi, e inizia a proporre nel mercato internazionale il mosaico, e su questo si appunta l'interesse di Henry Layard. Dico Henry perché lui non amava molto essere chiamato Austin, in antipatia verso lo zio da cui aveva preso il nome. Questa è una immagine che mi piace moltissimo perché dà l'idea proprio del personaggio, dell'uomo di cultura. È un quadro del 1891, quindi 3 anni prima della sua morte, e qui è veramente vecchio invece, anche se non sembra molto diverso dall'immagine precedente. La moglie. La moglie è molto più giovane di lui, tant'è vero che la famiglia di lei si oppose inizialmente al matrimonio, erano parenti, e però invece si rivelò un matrimonio di grande successo, una collaborazione stretta tra i due personaggi, e naturalmente fu lui a, diciamo, allevarsi questa moglie e condurla sui sentieri dei suoi interessi. Qui questo quadro molto bello, tra l'altro è arrivato abbastanza tardi alla National Gallery perché fu scoperto da una studiosa di gioielli inglesi negli anni '80, mi pare, che la vide in un negozio d'antiquariato. Lo riconobbe immediatamente sulla base della collana, questa famosa collana fatta di sigilli antichi, che lui regalò alla moglie in occasione del matrimonio. In realtà lei non amava molto questa collana, però fu in qualche modo un oggetto simbolico della sua,
del suo stretto legame con gli interessi archeologici del marito. Questo quadro è del 70 ed è dovuto a un pittore spagnolo, Vicente Palmaroli González, e anche qui vediamo, sono i primi anni in cui risiedono in Spagna, e appunto è il segno dell'interesse dei Layard per le culture del paese in cui risiedono. Non fa ritrarre la moglie da un pittore inglese, ma da un pittore del luogo dove stanno vivendo, del luogo che loro stanno scoprendo anche dal punto di vista culturale. Più tardi, quando decideranno di stabilirsi a Venezia, verrà dipinto questo quadro è del 77, dell'81 mi pare, scusate, 85 sì. Questo quadro è meno bello naturalmente dal punto di vista pittorico, però dà l'idea della donna veneziana nel suo palazzo. Infatti è ritratta sul balcone di Palazzo Cappello sul Canal Grande, che loro scelsero come residenza per lei per tutta la vita, ambedue fino a che moriranno. In realtà quando acquistarono casa a Venezia erano incerti tra due palazzi: Palazzo Cornaspinelli, che è dall'altra parte del Canal Grande, dalla parte di San Luca, e Palazzo Cappello. Palazzo Cornaspinelli, essendo dalla parte meno soleggiata del Canal Grande, venne scartato, mentre Palazzo Cappello pareva più caldo, più accogliente, anche se meno bello dal punto di vista architettonico, e venne scelto. Poi dobbiamo ricordare che in realtà era famoso il palazzo, la casa dei Layard, per essere sempre estremamente fredda, quindi quando gli ospiti si recavano a cena da loro si ricoprivano con strati di vestiti, perché evidentemente i Layard risparmiavano sul riscaldamento. Comunque questa è un'altra storia. Come vedete ebbero cura di decorare le finestre con i famosi rui, i roundel, diciamo, di vetro veneziano, nella tradizione medievale e rinascimentale di Venezia, evidentemente fabbricati a Murano nella fabbrica di cui Henry Layard diventò socio. Cosa succede? Che Antonio Salviati nel 1866 si reca a Londra con un carico di vetri soffiati prodotti in altre vetrerie, soprattutto in una vetreria che si chiamava Fratelli Toso. Si accorge che il mondo inglese è entusiasta nei confronti del vetro soffiato veneziano tradizionale, e immediatamente spedisce i soldi ricavati dalla vendita di questi oggetti a Murano e dà ordine di andare avanti al sindaco di Murano e a un prete che si occupava di storia vetraria, l'abate Vincenzo Zanetti, dà ordine di procedere con la progettata fondazione di una nuova vetreria, la vetreria Salviati. Siamo nel marzo del 1866. La vetreria si avvia, vengono assunti i migliori vetrai disponibili a Murano, tra cui i Seguso, i Barovier e i Moretti, che poi nel tempo fonderanno proprie vetrerie, e quindi inizia, diciamo, il grande affare il grande business del vetro soffiato veneziano, che poi darà luogo alla rinascita della produzione vetraria veneziana. Quindi diciamo che la fondazione di questa vetreria è fondamentale per la riproposta del vetro veneziano nel mercato internazionale. Quindi purtroppo fondare una vetreria dal nulla, fare pubblicità, viaggiare per proporre i nuovi vetri nelle fiere internazionali costa. Quindi Salviati molto presto si trova in gravi difficoltà, ed è a questo punto che entra in gioco Layard, perché non solo diventa un socio e shareholder della nuova vetreria, ma anche convince altri suoi amici inglesi a entrare nell'affare.
Con questo denaro ecco che la vetreria può proseguire la sua attività e può, diciamo, proporsi con successo a livello internazionale. Dobbiamo ricordare che si trattava di sperimentare, quindi di spendere soldi un pochino a fondo perduto per recuperare le ricette di colori, di nuove qualità di vetro, per educare nuovamente i vetrai che avevano perso la loro manualità a riconquistarla, e quindi il rodaggio era inevitabilmente molto dispendioso, e se non fossero intervenuti i soci inglesi la nuova società avrebbe dovuto chiudere i battenti. In un primo tempo Layard, pur essendo prodigo di consigli nei confronti del vetro di questa nuova produzione, è abbastanza, diciamo, lontano, perché è impegnato altrove. Sappiamo che, appunto, come tutti sanno, nel 1869 si trasferisce a Madrid e ci rimarrà fino al 77, quando poi passerà a Costantinopoli. Quindi da lontano, diciamo, in qualche modo dai suoi consigli e supervisiona la produzione della vetreria, che inizialmente non basa tanto i suoi guadagni sul vetro soffiato, ma piuttosto sul mosaico. Scusate, no, qua. Oddio, ho bloccato qualcosa? Ecco, grazie. L'affare del mosaico è importantissimo prima di tutto in Gran Bretagna. Non tanto, Layard certamente promuove, è un promotore della decorazione musiva in Gran Bretagna, oltre che in altri paesi, ma prima di tutto lo è la regina Vittoria. Vittoria è un entusiasta del vetro veneziano ed è la prima a commissionare grandi lavori negli edifici importanti della Gran Bretagna. Ad esempio, ma io avevo un'altra diapositiva prima. No. Questo tutti conoscono l'Albert Memorial nella parte di Kensington di Hyde Park, che è ricco di decorazioni musive commissionate proprio a Salviati. Poi nella Westminster Abbey ci sono cominciano già negli anni 60 dei lavori musivi eseguiti sempre dalla vetreria Salviati, e anche nell'edificio del Parlamento inglese, inserti che cominciano a essere eseguiti già nei primi anni 60, per poi proseguire fino addirittura ai primi anni del Novecento. Addirittura ci fu una interrogazione parlamentare, a question in Parliament, in cui venne diciamo accusato Layard di aver avuto degli interessi personali nel promuovere in edifici pubblici, quando era capo Chief Commissioner of Works, aveva avuto interessi personali in quanto socio della vetreria Salviati, per aver commissionato lavori musivi in edifici pubblici. Ma lui si difese con tanta sincerità e forza che, dicendo che lui in realtà era intervenuto nell'affare di Salviati soltanto per aiutare una popolazione, quella di Murano, che era in completa povertà, che praticamente la questione venne lasciata cadere. Di conseguenza il lavoro del mosaico continua in Inghilterra, sempre anche grazie al favore nei confronti di questa attività artistica da parte della regina Vittoria, e anche in piccoli villaggi di Gran Bretagna tuttora esistono delle chiese, soprattutto, che hanno delle decorazioni musive veneziane. La sede della vetreria Salviati è a Murano, cioè i forni vetrari sono a Murano, ma i laboratori musivi, i laboratori di decorazione e pittura su vetro
e soprattutto lo showroom sono a Venezia, a Palazzo Barbarigo, che è praticamente di fronte a noi sul Canal Grande. Palazzo che diventa con la sua facciata una specie di manifesto pubblicitario dell'attività musiva. In sostanza è il palazzo stesso che si fa promozione del lavoro musivo veneziano. I lavori cominciano addirittura già sono già eseguiti in parte, a differenza di quello che è scritto nelle guide veneziane anche attuali. Nel 69 c'è un articolo inglese che parla di questi facciata musiva già in parte eseguita nel 1869 per proseguire poi fino agli anni 80 dell'Ottocento, quindi arricchendo sempre di più la facciata di motivi decorativi nuovi, qui con uno stile che si ispira chiaramente ai pittori del Rinascimento veneziano, come Tintoretto ad esempio, di cui ci sono i ritratti in alto a sinistra di Tiziano, da una parte di Tiziano, dall'altra di Tintoretto, nei due tondi nel piano superiore. Ma presto, oddio, ogni volta sbaglio, scusate. Ecco, questo per esempio è Tintoretto, qui vedete tutti questi putti di ispirazione rinascimentale, dragoni che poi diventeranno anche in alto un motivo decorativo dei vetri soffiati, il gallo che è il simbolo di Murano, che si troverà anche sulla facciata del negozio della vetreria a Londra, in cui si vedono un po' di simboli di tutti i generi, il leone di San Marco, San Giorgio in omaggio alla capitale inglese, poi il galletto di Murano e via dicendo. La casa invece un po' spoglia, benché nel Rinascimento fosse decorata con affreschi sulle pareti esterne, dei Layard è questa, che venne ampiamente rimaneggiata dalla coppia, infatti nei dipinti del Settecento è parecchio diverso il palazzo, molto con una spaccatura in mezzo da cui si intravede il giardino, quindi la resero molto più ampia e fu una residenza dove circolarono non solo dove veniva conservata la collezione di dipinti italiani di Henry Layard, ma anche un luogo dove venivano ricevute personalità internazionali, tutte quelle che passavano per Venezia, soprattutto con una grande propensione da parte di Lady Enid Layard per le famiglie reali di piccolo, medio e alto calibro. Lei era una grande snob probabilmente, ma anche una grande donna di pubbliche relazioni. Vanno in Spagna e quindi ancora hanno già acquistano già il palazzo nel 1874, però per il momento non lo abitano perché sono in Spagna, ripeto, dal 1869 al 1877, poi passano, lui diventa ambasciatore a Costantinopoli dal 1877 al 1880 e quindi il palazzo rimane pressoché inabitato, mentre poi si trasferiranno definitivamente a Venezia quando Henry Layard si ritira dall'attività pubblica e quindi risiederanno principalmente a Venezia, pur avendo anche casa a Londra. In Spagna si interessano di tutto quello che è la cultura spagnola, però con un occhio di particolare attenzione nei confronti di Murano e del suo vetro. Nel frattempo la Compagnia di Venezia, la Vetreria Salviati ha cambiato nome, nel 1872 è diventata The Venice and Murano Glass and Mosaic Company, in qualche modo volendo prendere le distanze dalla personalità di Antonio Salviati, che addirittura nel 1877 viene liquidato e fonderà una propria vetreria che si chiamerà Salviati. In questo momento, quando sono in Spagna, Layard è comunque in contatto col mondo muranese, in particolare è un grande promotore non solo dell'attività vetraria, ma anche della ricerca culturale sulla storia del vetro.
ed è in contatto con questo studioso a cui ho accennato prima, l'abate Vincenzo Zanetti, studioso di storia vetraria e soprattutto fondatore del Museo Vetrario che tuttora esiste a Murano, che andava arricchendosi di opere in vetro, ma soprattutto per donazioni, perché il paese non era... Allora Murano era una municipalità indipendente e non particolarmente ricca. Allora in questo caso Henry Layard comincia a fare delle donazioni al museo, stranamente non tanto di vetro archeologico, abbiamo notizia solo di 2 o 3 pezzi di vetro archeologico che tra l'altro non sono neppure identificabili perché erano cose abbastanza modeste che raccolse quando fu ambasciatore a Costantinopoli. Piuttosto una ottantina, anche di più, di vetri della tradizione spagnola, quando risiedono in Spagna, che tuttora sono nelle collezioni del Museo del Vetro di Murano, che sono o vetri come questi dell'Andalusia, quindi vetri molto rozzi e piuttosto riconducibili alla origine arabe di questa produzione vetraria, oppure di stile alla façon de Venise spagnoli del periodo del XVIII secolo. Questi sono alcuni degli oggetti che i Layard donano al Museo Vetrario. Enid in persona si racconta nel suo interessantissimo journal di averli impacchettati lei stessa per la spedizione verso l'isola di Murano. Quindi lei è molto partecipe di tutte le attività di suo marito. Un esempio questo, per esempio, di un oggetto tipico della produzione catalana e andalusa spagnola, che non dimentichiamo che siamo nell'epoca dei revivals, che fornirà modelli poi alla produzione vetraria muranese dell'epoca. Quindi tutto quello che arriva al Museo Vetrario non solo è un documento storico della produzione vetraria antica, ma come anche i pezzi del Victoria and Albert Museum erano stati pensati come modelli per l'artigianato inglese, così i pezzi del Museo Vetrario sono pensati come modelli per i vetrai di Murano dell'epoca dei revivals. Quindi, per esempio, questo giarrito spagnolo, ecco che lo vediamo in una pagina di un catalogo preziosissimo della vetreria di cui era socio Henry Layard, un catalogo che arriva all'inizio del Novecento al Victoria and Albert Museum e che è ricchissimo, diciamo è la somma dei modelli di The Venice and Murano Glass and Mosaic Company, e vedete che ritroviamo qui l'oggetto, la copia più raffinata perché fatta nell'Ottocento da vetrai più esperti di questo oggetto che Layard aveva regalato al Museo Vetrario. Quindi cosa caratterizza il vetro di Murano in quel periodo? È caratterizzato da coppie e da variazioni di coppie, di varianti di coppie della produzione antica, ma non solo veneziana, di tutti i paesi e di tutte le epoche. Questo è, per esempio, vedete la delicatezza che caratterizza la produzione ottocentesca veneziana rispetto a un originale catalano di questa rozzezza in qualche modo. Altri oggetti, sempre tipici della produzione spagnola, questo è un oggetto bellissimo, ad esempio sempre un dono di Layard al Museo Vetrario. Però cosa succede quando Layard si trasferisce a Venezia? Che viene molto più pesantemente, ma anche con sua soddisfazione, coinvolto nell'attività della vetreria di cui è socio,
E non è un caso, il caso è molto raro, soprattutto se si ripete non è più un caso, non è un caso che proprio dal momento in cui Layard si trasferisce a Venezia e quindi è molto più coinvolto nell'attività della vetreria, che nella vetreria si afferma un filone produttivo di tipo archeologico, un revival archeologico. Quindi mentre fino a quel momento prevaleva la produzione ispirata allo stile del veneziano rinascimentale e barocco, dal 1880 in poi soprattutto si dà il via a una produzione che si ispira al mondo archeologico. Vi faccio esempi molto semplici. Questo è un oggetto di epoca romana e qui abbiamo un oggetto per inciso prodotto da fatto personalmente da mio bisnonno all'interno della vetreria, una copia, diciamo, di un oggetto ispirato, insomma, a un oggetto di epoca romana. Negli anni '80 in particolare, questo filone archeologico in realtà inizia intorno al 1877-78, prima ancora che Layard si trasferisca definitivamente a Venezia. Però l'impulso maggiore viene dato negli anni '80 con le realizzazioni più belle. Ad esempio, qui avete uno dei 3 pannelli di campionario di mosaic glass o vetro mosaico, o come si chiama a Murano, murrino, anche se è una parola impropria perché i murrini del periodo romano erano tutt'altra cosa. Erano un po' ignorantelli i muranesi, quindi quando andavano a pescare una parola antica non è che proprio sapessero esattamente cosa significava, però questa parola murrina pareva molto affascinante, particolarmente adatta alla promozione nel mercato, per cui la adottarono e tuttora viene usata. Questo addirittura è un pannello, questi sono tre pannelli di 100 campioni di tutti i possibili tessuti murrini copiati da modelli alessandrini o romani, oppure anche variazioni sul tema. Questo in particolare è eseguito da un altro mio bisnonno, Vincenzo Moretti, il quale era invece proprio, non era un vetraio, ma un tecnico del vetro, e quindi il lavoro murrino aveva molto di più, doveva molto di più alla ricerca tecnica sui colori che alla esecuzione materiale dell'oggetto. Perché? Perché i colori devono essere fusi insieme e essere compatibili, e quindi l'oggetto non deve rompersi. Faccio molto veloce. Quindi questo pannello è già del periodo in cui Henry Layard viveva a Venezia, quindi nella voce di Murano, che è un prezioso magazine, una quindicinale che viene pubblicato a Murano, continuamente si parla della presenza di questo benefattore nella vetria muranese, che dice che stimola i vetrai a provare sempre cose nuove. Addirittura arriva a regalare a 2 dei più importanti vetrai della fabbrica un punzone con le loro iniziali perché possano siglare gli oggetti. Io non ho mai visto uno col punzone, però insomma era quasi un omaggio alla loro abilità, e guardate che stupende cose vengono fatte dal 1880 in poi. Questa è una coppa di forma veneziana, ma con un tessuto copiato dai vetri alessandrini e romani, che si trova al Metropolitan Museum of Art di New York. Invece quella a sinistra è una specie di vetro calcedonio, che forse questo corrisponderebbe più a quello che era il vetro murrino nel periodo archeologico. Guardate che stupendi oggetti. In casa abbiamo ancora delle piccole tessere che sono servite a fare poi cioè con un fiore, con una farfalla, che sono servite a fare queste composizioni. Questo è un piatto parecchio grande, non è un oggettino, siamo sui 30 centimetri, e questo è ancora più grande, che ha richiesto delle capacità tecniche eccezionali. Parte dei pattern che vedete all'interno della composizione sono
archeologici. Quindi per esempio il fiore arancio, quella specie di tulipano giallo e rosso, è un motivo che si ritrova nel vetro archeologico. Le margheritine sono un'invenzione ottocentesca in queste composizioni eccezionali. Per inciso, qui c'è anche per noi studiosi il problema di quello che è autentico, di distinguere a questo punto quello che è un prodotto di vetro mosaico archeologico e qual è la sua copia ottocentesca. In qualche caso è piuttosto difficile. Fortunatamente adesso ci sono anche le analisi che possono aiutare, anzi il Louvre sta facendo tutta una campagna di analisi sul vetro veneziano, diciamo. Altro filone, i vetri paleocristiani a foglia d'oro grafita, che entrano nella produzione, vanno nelle vetrine di The Venice and Murano Glass and Mosaic Company, e poi addirittura i vetri che vorrebbero imitare i vetri a nucleo friabile o sand core glass, che però sono in realtà soffiati, quindi loro imitano l'aspetto rozzo dei vetri precedenti l'invenzione della soffiatura, però in realtà sono fatti con la soffiatura perché è molto più semplice. Ecco, questo per esempio è una forma in qualche modo archeologica fatta però con la soffiatura, sempre nell'Ottocento. E poi terzo settore, questo per esempio non è un vetro, lo chiamavano metalliforme, che in qualche modo va a copiare le forme archeologiche, per esempio nelle anse a orecchietta, e soprattutto anche entra in gioco la iridazione, che vorrebbe copiare la devetrificazione del vetro quando permane a lungo in ambiente umido, magari nei corredi tombali. Quindi l'iridazione non è una decorazione per abbellire, ma piuttosto per suggerire un effetto, la somiglianza di questi oggetti ai prodotti di scavo. E soprattutto arriviamo anche alla realizzazione di vetri cameo, di cui però devo dire che è la Gran Bretagna il luogo dove si producono i pezzi migliori. A Stourbridge abbiamo i migliori incisori di vetri cameo, che naturalmente nascono dall'arrivo del famoso Portland Vase, che arriva a Londra, prima in mani private, poi al British Museum, che costituirà un modello non solo per Wedgwood nelle sue maioliche, nei suoi lavori ceramici, ma anche per i vetrai inglesi. Murano comunque non vuole rinunciare a proporre nelle grandi esposizioni internazionali anche un settore di vetri cameo allora tanto di moda, e quindi viene chiamato da Roma un incisore di camei che si chiama Attilio Spaccarelli, il quale eseguirà i camei per The Venice and Murano Glass and Mosaic Company. Questo oggetto è al Museo Vetrario e venne donato, adesso l'ho saputo ieri, da un nipote, un figlio di William Drake, che era l'amico di Layard, insomma. I vetri cameo, tra l'altro veneziani, c'è meno produzione di vetri cameo perché il vetro sodico veneziano è meno adatto all'incisione. E quello inglese, che pure è più duro che il vetro al piombo, è più adatto all'incisione. Quindi in qualche modo anche l'aspetto tecnico favorisce in Gran Bretagna lo sviluppo di questo settore e invece sfavorisce a Murano il suo sviluppo. Quindi Layard fu responsabile di questo, di questo sviluppo di un filone nuovo nella produzione vetraria veneziana. Voi direte, ma è una cosa kitsch copiare l'antico, ma vi ricordo che oggetti come questi ispireranno le prime realizzazioni di vetri moderni veneziani nell'epoca Art Nouveau, soprattutto quelli dei Barovière, che saranno a quel momento diventati indipendenti,
ma anche a fine degli anni 30 designer modernissimi come Carlo Scarpa. Cioè l'inserimento di questa tecnica archeologica all'interno della tradizione tecnologica muranese darà un apporto fondamentale per lo sviluppo della vetraria moderna. Tuttora, tra i più belli oggetti che vengono realizzati a Murano, vi sono pure i vetri fatti con questa tecnica pre-romana, addirittura risale intorno al 1500 a.C., quindi una tecnica che ha 3500 anni, precedente di 1400 anni l'invenzione della soffiatura, e nella patria del vetro soffiato per eccellenza ha un posto molto importante e anche, soprattutto, piace molto ai designer più all'avanguardia. Quindi è stato un apporto importante al momento perché rientrava nel gusto dei revivals, però inconsciamente Layard ha spinto diciamo, un'apertura a tecniche nuove che poi hanno dato luogo a degli inaspettati sviluppi nella vetraria moderna. Lady Layard affianca il marito nel suo lavoro. Lei, non so con quali risultati, perché non sono mai riuscita a vedere un dipinto firmato da lei, però lei costantemente prendeva lezioni di pittura. Ora qua, già in Spagna, poi anche a Venezia, era sempre con qualche maestro che le insegnava a dipingere. E in particolare racconta nel suo divertentissimo journal che lei, prima di partire da Madrid, va a El Prado a copiare alcuni quadri a nature morte per soprattutto a copiare i vetri che poi lei stessa fornirà ai tecnici, ai direttori produttivi della Compagnia di Venezia Murano per farne delle copie in vetreria. Io mi sono chiesta quali potevano essere questi quadri, guardando i quadri che erano già presenti nelle collezioni del Prado all'epoca del soggiorno dei Layard al Prado, perché altri sono entrati dopo. Per esempio, mi chiedo se questo bellissimo calice di questa natura morta non sia poi quello che ritroviamo in questa pagina del catalogo della The Venice Murano Glass and Mosaic Company al V&A, e che presenta questo oggetto, che probabilmente potrebbe essere originato dalla riproduzione fatta da Lady Layard di questo quadro. Sono speculazioni, fantasie, ma non del tutto infondate. Vediamo questo oggetto che pure ritroviamo più o meno simile qui a sinistra. E che ritroviamo qua in questo dipinto sempre del Prado, con questi rigonfiamenti nello stelo e nella parte inferiore di questo calice. Naturalmente sono tutte speculazioni. Guardate questo oggetto di quest'altra pagina del catalogo con questo strano stelo che poi è probabilmente di tradizione fiamminga. Oddio, questo è il catalogo della Compagnia di Venezia Murano, e questo è un oggetto molto simile a questo calice con questo stelo, sempre in un dipinto del Prado. Quindi Lady Layard copia con la sua, immagino, non grande abilità, non lo so, copia dipinti antichi per fornire poi modelli alla vetreria. Non solo, loro sono amici dei Castellani, sia dell'orafo che dell'antiquario. E lei racconta, nei suoi viaggi vanno a trovarlo a Roma, e lei di nuovo copia non più quadri ma oggetti antichi delle collezioni dei Castellani, che poi di cui queste copie, questi schizzi, questi disegni, acquarelli, non lo so,
vengono poi riforniti alla direzione della compagnia per farne delle riproduzioni. Qui non sappiamo proprio nulla, perché la collezione Castellani verrà venduta dopo la sua morte e nel catalogo dell'asta ben poche sono le riproduzioni. Tra le poche riproduzioni vediamo questi oggetti che sappiamo che poi alcuni andranno a finire in musei inglesi, ho quasi finito, non preoccupatevi. E per esempio qui vediamo due navicelle, due galere di vetro che sono nel catalogo della compagnia The Venice and Murano Glass and Mosaic Company. Sappiamo che Castellani ne possedeva uno dei rarissimi esemplari sopravvissuti dal XV-XVI secolo, quindi è probabile che questa coppia sia stata fatta da Lady Layard nella collezione Castellani per poi venire proposta dal The Venice and Murano Glass and Mosaic Company. Esistono esemplari nei musei inglesi, però sono arrivati dopo, nel Novecento, per cui non possono essere stati questi stessi modelli per la riproduzione eseguita all'interno della vetreria muranese. Questa è la copertina del catalogo e questa è una copia ottocentesca probabilmente eseguita. Poi naturalmente a Murano si copiano tutti a vicenda, per cui questo oggetto può essere della Compagnia di Venezia Murano come di un'altra vetreria che ha copiato il modello della Compagnia di Venezia Murano. E qui ho finito. Volevo dire comunque che è stato quindi non solo un impegno economico, quello che non è consistito soltanto in diciamo, disponibilità di denaro, l'impegno di Layard nella vetraria muranese, ma anche un apporto culturale nell'appoggio e nell'arricchimento delle collezioni del Museo Vetrario e soprattutto nell'aprire nuove prospettive nella produzione vetraria del Paese. Grazie. Grazie moltissimo per questa relazione. Appunto, fra l'altro pensavo anche al ruolo di Layard per la decorazione della chiesa di San Paolo entro le mura a Roma, che è la prima chiesa non cattolica nel circuito murario di Roma, che Layard appunto si fece da tramite con Burne Jones, che è autore dei disegni della decorazione, e della compagnia appunto Venezia Murano, che lavorò per la decorazione della chiesa, che è stata proprio restaurata l'anno scorso. È un'introduzione questa appunto a puntino, perché proprio Cecilia Riva, che è la prossima relatrice, ha scoperto questa connessione pubblicando delle lettere di Layard che certificano questa connessione, e quindi introduco la relatrice e la sua relazione, che è l'ultima di questa mattina prima della discussione. Siamo nei tempi, perché mi ha detto Cecilia che la sua relazione è sotto i 30 minuti, per cui presento Cecilia Riva, è dottoranda presso l'Università di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, seguita dalla professoressa Frank e dal professor Zucconi. Sta facendo una tesi su Henry Layard, soprattutto con un fuoco particolare sulla collezione e su questa passione collezionistica di Henry Layard. Presenterà il suo intervento Austin Henry Layard and his unruly passion for art. Bene, buongiorno a tutti, e entrerei subito nel vivo di questa passione di Layard per il collezionismo, partendo proprio da un quadro che in realtà non appartiene alla collezione Layard, ma per cui Layard fu fortemente coinvolto. Nei depositi della National Gallery, infatti, giace questa tela attribuita un tempo a Vittore Carpaccio e raffigurante la Madonna in trono con bambino, i santi Cristoforo e Giovanni Battista, e ai piedi del trono troviamo inginocchiato il doge Giovanni Mocenigo. L'opera venne acquistata a Venezia nel 1865 dal primo direttore del museo, Sir Charles Eastlake, ed era stata segnalata tra i capolavori in vendita dal console generale di Sua Maestà britannica William Ferry, presso il quale peraltro venne poi depositata in attesa di ottenere il permesso di esportazione. A partire dal febbraio di quel medesimo anno,
Perry, attento osservatore della nobiltà veneziana e puntualmente aggiornato sulle sue vicende economiche, aveva suggerito a Layard l'acquisto di tale carpaccio per la National Gallery, così come aveva fatto in precedenza riguardo alla collezione costabili di Ferrara. A sua volta Layard riferiva a Sir Charles, a mezzo di Lady Eastlake, che, cito, «The Count Mocenigo is very anxious to sell his carpaccio», e aggiungeva «Perry thinks that this would be a good time to trade with him». Le trattative si erano già aperte in febbraio, quando Perry aveva scritto a Layard per sapere quale somma offrire al Mocenigo. Date le condizioni economiche dei conti affatto floride, certamente un'offerta superiore ai 40.000 franchi, proposti dall'antiquario veneziano Consiglio Ricchetti, sarebbe stata accettata. Perry infatti era in buone relazioni col conte Mocenigo, anzi in friendly terms, ragion per cui suggeriva a Layard di trattare l'affare direttamente coi proprietari. A fronte di un'iniziale proposta, il conte sembrava intenzionato a vendere lo pseudo carpaccio per una somma non inferiore ai 100.000 franchi. Tuttavia Perry era convinto che metà dell'importo sarebbe stato più che sufficiente, cito, «as he wants money, having lately restored his palace». Eastlake era già in trattativa però per il cima di Portogruaro, che sarebbe poi stato invece acquistato solo nel 1870 dal successivo direttore William Boxall. Tuttavia, appunto, Sir Charles avrebbe dovuto attendere prima di acquistare un'altra opera, e in questo caso appunto il carpaccio che vediamo qua. Su esortazione di Layard, però, Sir Charles lo incaricava dunque Paolo Fabris, il restauratore ufficiale di Palazzo Ducale, nonché talvolta agente saltuario appunto per la National Gallery, di offrire 80.000 franchi, equivalenti circa a 3.200 sterline dell'epoca, per il carpaccio. Eastlake, che aveva già avuto modo di ispezionare la tela prima e dopo il restauro che era stato effettuato da Tagliapietra, e peraltro l'aveva giudicato piuttosto extensive, chiedeva quindi a Layard che il quadro venisse rimosso dalla parete in ombra dove era appeso a Palazzo Mocenigo e dove appunto i suoi taccuini lo ricordavano, per un'attenta analisi che sarebbe spettata proprio a Layard, in quanto Eastlake, ormai già malato, si trovava confinato a letto nella sua casa di Londra a Fitzroy Square. Così, il 17 ottobre, Layard forniva un dettagliato resoconto dei toni fortemente entusiasti a Lady Eastlake. Cito, «I am very anxious indeed that Sir Charles should secure this magnificent picture for the National Gallery, and I feel sure that he would greatly regret to find that it passed into other hands». Qualora Eastlake avesse ritenuto opportuno poi effettuare una seconda indagine, che mandasse il fido Otto Mündler, giacché la richiesta pronunciata frattanto dal conte era salita a 110.000 franchi, senza richiederne la consueta copia. E Layard concludeva questo resoconto: «The price seems large, but the picture would be a noble addition to our national collection, and the Count would be probably take less». Unitamente alla tela di carpaccio, il conte Mocenigo cedeva anche un grazioso Basaiti, del quale però Eastlake non conservava memoria, e invitava ancora una volta Layard a esaminarlo, verificandone lo stato. Cito, «The Basaiti may or not be a picture which I should have selected, but thrown in under the circumstances would not hesitate to take it if it is of sufficient importance. If not, I would rather have it alone». E fu così. L'acquisto venne finalizzato, ma non senza provocare scalpore. Fabris e Paiaro, un altro antiquario veneziano e informatore della National Gallery, si contesero la provvigione e il quadro dovette restare presso il consolato britannico a Venezia per alcune settimane in attesa di ricevere il permesso di esportazione da parte del governo austriaco. È noto però che nei territori del Lombardo-Veneto il governo, per quanto munito di leggi a tutela del suo patrimonio storico-artistico, non cercasse sconsideratamente di contrastare le richieste di esportazione formulate a nome di famiglie aristocratiche locali. Perciò, nel gennaio 1866, il conte Mocenigo era libero di prelevare parte della somma versatagli dalla National Gallery al Banco Blumenthal, attirando su di sé sguardi sarcastici. «The other day», raccontava Perry a Layard, «he asked 600 Napoleons, and the banker dictates to him the receipt to require that
ho ricevuto 600 napoleoni in oro in parola. The Count Mocenigo wrote the receipt asking the 2 last words, thus showing that he is an eagle but rather a goose. Meno note, come già accennato, le vicende che videro coinvolte William Perry nella compravendita di oggetti d'arte, tanto in aiuto alla National Gallery quanto a collezionisti suoi compatrioti. A tal proposito, nel 1862 Perry confidava a Layard in una missiva privata di come avesse brillantemente procurato a Julian Henry Charles Fane, segretario d'ambasciata a Vienna, un giambellino, un palva e un Bonifazio. Tra i numerosi English gentlemen vi fu pure che si avvalsero appunto dell'aiuto del console William Perry, fra cui Lord Norfolk e Lord Warwick, vi fu pure lo stesso Layard, che in quegli anni, come abbiamo sentito poc'anzi, compriva i propri passi all'interno del Foreign Office in qualità di sottosegretario e gettava le basi per la creazione di una propria collezione. Il carteggio Perry Layard, oltre a informarci sui movimenti dei soi-disant garibaldini nei territori del Lombardo-Veneto, ci offre anche 2 casi interessanti di compravendita. In particolare, nel 1861 venivano imballati gli acquisti effettuati in precedenza da Layard presso il Conte Tiene di Vicenza, di cui vediamo qua uno dei 3 esemplari, appunto, che proprio grazie all'assistenza di Perry e del segretario della legazione britannica Dunlop venivano inviati a Londra. Le casse venivano spedite però lungo il recente asse commerciale Venezia-Liverpool, fortemente promosso dal presidente della Camera di Commercio di Venezia e percorso dalla società inglese dei vapori marittimi John Bibley Sons. Non dimentichiamoci che nel giugno di quello stesso anno William Perry era stato nominato non solo Consul General for Venice, ma la formula riportava pure of the Austrian ports of the Adriatic. Dunque, unitamente alle 600 tonnellate di merci, manifatture, cotoni, ghisa, rum, grani, sommacchi e quant'altro, vi avrebbero potuto viaggiare, più o meno dichiaratamente, anche opere d'arte. Fu così, di certo, per 2 opere di Francesco Bissolo. Layard, che nel 1861, pur non avendo compiuto l'abituale viaggio in Italia come era d'uso, era stato informato della vendita di una Madonna con bambino e santi di Francesco Bissolo, appunto. La tavola si trovava presso i fratelli Podrider, negozianti di Venezia, e poiché Perry era impossibilitato nel fornirgli ulteriori dettagli, aveva incaricato i fratelli Malcolm to take a connoisseur they know, and if he gives a favorable opinion of it, I desire them to secure it for 50 Napoleons. Quei Malcolm, Alessandro e Giovanni, banchieri, commercianti e agenti scozzesi, naturalizzati veneziani, che avrebbero rappresentato un sempre valido punto di riferimento per tutte le attività commerciali e artistiche di Layard a Venezia negli anni a seguire. Si pensi anche soltanto alla compravendita del palazzo di Cacappello, appunto, di Mora dei Coniugi, come si diceva poc'anzi, dal 1874. A distanza di qualche giorno dalla perizia, effettuata dall'antiquario appunto Francesco Paiaro, da Leonardo Gavagnin, pittore e restauratore dell'Accademia di Belle Arti a Venezia, e da Spiridione Marini, pittore e antiquario anch'egli, Perry ne spediva a Layard una copia, che possiamo qui vedere. La tavola veniva certificata quale opera autentica del Bissolo, senza traccia alcuna di restauro, coperto soltanto dal sporco del tempo e da moltissime lordure di mosche, e per questo se ne consigliava il restauro e preferibilmente a Venezia. Proprio perché in Accademia vi erano 2 opere indubitate del medesimo pennello che potevano servire di traccia più sicura al restauratore che venisse prescelto. E a questo proposito Perry suggeriva il nome di Vincenzo Azzola, bergamasco ma attivo a Venezia, presso Campo Santa Margherita, col quale la National Gallery e lo stesso Layard erano in contatto già dagli anni 50 a proposito di un dipinto di Bellini. La tavola di Bissolo avrebbe decisamente guadagnato da tale restauro, a detta del console, e prometteva di divenire una perla. It will be a gem, disse. Il consiglio però non venne preso in considerazione. Dopo che il Layard si ebbe assicurata la tavola per l'iniziale proposta di 50 napoleoni, essa veniva imbarcata col primo vapore disponibile, insieme a 2 ritratti per Frederick Elliot e a una macchina fotografica per Mr. Laham, così che la spesa sarebbe stata ripartita e il costo complessivo si sarebbe mantenuto moderato
attestandosi a sole 36 sterline e 15 pence. Le casse erano state affidate direttamente al capitano del Nicholas Wood, ma nonostante l'attenzione riservatagli, le opere non giunsero mai in Inghilterra. Il vapore fece perdere le tracce passate in Gibilterra e con molta probabilità si inabissò nell'Atlantico. Nel frattempo, Perry però lo ragguagliava sulla recente esposizione nazionale di Firenze, inviandogli pure il catalogo, e prometteva di raccogliere ulteriori dettagli circa la vendita di un altro quadro, di un cima da Conegliano, giudicato nel frattempo da Giorgio Mignati come genuine, e di un altro bissolo, nelle mani questa volta però di Michelangelo Guggenheim, probabilmente Moisè Michelangelo. Questa ebbe maggior fortuna. Dal carteggio si comprende come Layard in realtà avrebbe preferito posticipare l'acquisto del bissolo a rischio di non concluderlo fin quando non si fosse recato a Venezia per poterlo giudicare da sé. Però, per ovviare il problema, Perry gli offriva la possibilità di far valutare l'opera da Fabris, che era considerato Eastlake's right-hand man. Ciò però avrebbe sicuramente comportato un incremento nella stima dell'opera, già particolarmente costosa per Sir Henry. It is difficult to purchase a picture without saying it, and I should be glad if any judge not connected with the place could see it. Per l'appunto, il proprietario chiedeva 100 napoleoni, a differenza invece dei 150 del Cima, per cui Perry si esprimeva a favore del primo quale best specimen of the school, fra quelli che aveva, ovviamente della scuola veneziana, fra quelli che aveva avuto modo di selezionare. Durante la primavera, insieme al fido Paiaro, diceva di essere stato busily employed in picture hunting. La tela presentava uno strato di vernice abbastanza spesso, ma d'altro canto poteva dirsi very little retouched. A maggio l'opera risultava ancora invenduta e il proprietario era certo di poterne trarre un buon guadagno e non intendeva abbassare l'offerta al di sotto dei 90 napoleoni. Lord Warwick, che sembrava tentato all'acquisto, anche lui l'aveva giudicato però esageratamente costoso. Incalzato dai continui richiami di Perry, che gli scriveva «This is a good moment to purchase, as very little money is stirring», Layard acquistò infine il bissolo Guggenheim nell'agosto del 1862. Questa volta l'opera veniva assicurata prontamente, così che «If the steamer should go down in the Bay of Biscay, you may console yourself by touching a good sum», aveva ironicamente commentato Perry. Di pari passo, il console segnalava la vendita della collezione della contessa Bershold, i cui presunti Tiziano avevano suscitato l'interesse anche di Lord Elcho, di Lord Northbrook e di certi millionaire, e pure di Eastlake. Perry era in contatto pure, però all'epoca, con il celebre orafo vicentino Antonio Cortellazzo, a cui Layard appunto dispensò onori e favori, introducendolo nella sua cerchia di illustri conoscenze. Perry era altresì in rapporto con Antonio Salviati, di cui abbiamo sentito poc'anzi, e del quale aveva appunto celebrato i successi all'esposizione di Firenze, e probabilmente fu proprio mediante Perry che Layard entrò in contatto con l'abile vicentino. Al contempo, Perry si era dimostrato attivo anche nel procurare nuove sottoscrizioni alla Rundell Society, di cui Layard, come noto, era socio dal 1852 e della quale aveva prontamente risollevato le sorti. Di contraccambio, Layard aveva aiutato Perry nel consentirgli le ferie, facilitato la carriera del figlio di questi, Gerald Rowell, facendolo spostare dal Centro America in Guyana francese, e raccomandato il fratello impiegato presso il consolato in Siria. I rapporti fra i due non vennero meno neppure alla morte del console, quando i coniugi Layard scelsero di assicurarsi l'intera mobilia che arredava la dimora consolare per arredare la propria a Cappello. Da sempre Layard si servì delle proprie relazioni diplomatiche per i suoi interessi artistici e utilizzò i propri interessi artistici per mantenere le proprie relazioni diplomatiche. E fu proprio questo circolo, vizioso o virtuoso, che quando il giovane governo italiano si interessò maggiormente alla tutela del proprio patrimonio artistico, gli permise di navigare con più agio nel variabile e insidioso mare legislativo. Nel 1887, infatti, John Saville Lumley, ambasciatore di Sua Maestà britannica a Roma e impegnato negli scavi a Nemi e a Civita Lavigna, lo informava tempestivamente che nelle tornate del 23 e 24 novembre la Camera dei Deputati
italiana, aveva discusso un disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte ed antichità. Saville, a conoscenza dell'intenzione del trustee Layard di donare alla propria morte sia la sua collezione di pittura italiana al proprio paese, gli fornì il testo della legge, aggiungendo: I think you may make your mind entirely at ease as to the possibility of the new law, when it is passed, affecting in any way the collection you brought with you to Venice. If necessary, an affidavit to that effect would be sufficient to prevent any attempt on the part of the customs offices to claim duty on your pictures, while a letter from the president of the Academy stating the fact that the picture in your possession were brought by you to Venice would make assurance doubly sure. The duty, I fancy, will not be more than 25% ad valorem, which is already far too much, but it will be reinforced generally over the whole of Italy, whereas the Pacca law really only took effect in the ancient pontifical states. E chiudeva: I quite agree with you what you said as to the importance of the embassy being held by a man of conciliatory character. Any attempt to browbeat or bully the Italian would not only fail, but would convert a nation of first allies into unknown friends just when we may want them most. Layard seguì a pari passo le istruzioni fornitegli dall'ambasciatore, facendo redigere nel giugno dell'anno successivo un atto di notorietà. Con ciò Layard dichiarava di aver reimportato dipinti di alto pregio dall'Inghilterra a Venezia entro il 1875. Le opere infatti erano state esposte inizialmente alla National Exhibition of Art di Leeds nel 1868, quindi al South Kensington Museum, poi rinominato Victoria and Albert, dal 1869 al 1871, ed infine dal 71 al 75 e alcune al 76 presso la National Gallery of Ireland. Nell'atto notorio, Sir Henry interpellava a garanzia delle proprie dichiarazioni l'amico e collaboratore Alexander Malcolm, il pittore e restauratore dell'Accademia Guglielmo Botti e alcuni membri della Venice and Murano Mosaic and Glass Company, di cui appunto era socio fondatore, Giovanni Castellani e Giovanni Astolfi. In questo modo Layard sanava la mancanza di licenza di esportazione delle opere, in quanto si era sempre avvalso di canali diplomatici, ed al contempo istituiva una sorta di permesso temporaneo di reimportazione secondo i termini della successiva legislazione post-unitaria, che intenderà poi di porre dei limiti all'esecuzione del suo testamento e alla riesportazione senza vincoli e tassazioni delle medesime opere. Saville, che pure per questioni private relative ai propri scavi era in contatto con Rodolfo Lanciani, lo rassicurava qualche mese più tardi che the new law, when it is passed, will not apply to pictures that have been brought into the country, which it may be desired to send from Italy. La sua unruly passion fu premiata proprio da quella diplomazia che amò così tanto. Nonostante le delusioni in seguito alla mancata nomina di ambasciatore a Roma, la diplomazia tornò in suo aiuto post mortem. Le ragioni diplomatiche e l'imminente scoppio della Prima Guerra Mondiale permetteranno alle sue volontà di far diventare la sua collezione di pittura patrimonio britannico, trovando posto all'interno della National Gallery. E visto che è stata una conferenza piena di sorprese, vorrei mostrarvene un'ultima. Questa lettera non identificata, ma molto divertente, dedicata appunto a questa Cecilia. Va bene, grazie molte per questa comunicazione molto precisa che apre altre prospettive. No, io chiamerei i relatori della mattina. I would like to have the speakers of the morning around the table, because we can have discussion for half an hour about. So, Teresa Barovier, Jonathan Perry.
Prima di tutto chiedo se ci sono domande dal pubblico, curiosità per i relatori della mattina. C'è il microfono. Una domanda lì. Grazie. Well, I'd like to thank all the speakers for their wonderful presentations this morning. But I have a particular question for Professor Parry. In your account of Layard's political career, Would you mind to take the microphone in front of your mouth? And like this? Like this. I'm audible now? Okay. Well, I'd particularly like to ask Professor Parry whether the personality of Sir James Hudson appears at all in your account of Layard. I mean, how well did he know him? He was the British consul in Italy and seems to have been quite involved in some of those things that you were talking about. So I just wondered if he played a role in your view of Layard's politics. Thank you. This is James Hudson. Okay. Okay. No, but If I might say something, I know that they were they were closely related actually, and they were good friends. And Layard and Hudson, yes. And they were also friends with Morelli. Per quella ragione ha fatto la domanda. Well, sì. it's a good question because I think that one of the key point is the relevance of the role of diplomats in art exchange, in art export. We found plenty of evidence of their role, as Cecilia Riva was stating, of their role in also avoiding the the effort of the Italian government to have just a national law for the protection of cultural heritage, which was quite complicated. The question, and we are plenty of evidence still to be studied of the role of diplomats, and just use the embassy as a sort of a antechamber of the exportation of many masterpieces from Italy. So thank you. In the paintings that Cecilia showed, I thought they were all rather poor quality. I mean, they weren't really the great works of art from Italy. They were, in fact, in rather poor condition, and they're now in the basement of the National Gallery or never on view. So that, in a way, is a qualitative judgment about them. So they're not great treasures escaping from Italy. They're things that are also ran, I suppose. No, but despite their poor condition, which was, of course, weakened later by some restorations, they already represent an attempt to try to avoid the rules in a way, though they recognize that they were poor works of art in the meaning of their state. Also, the prices paid for them are quite small. So then it will be somehow different with Morelli and the purchases that they will make in terms of quality, of course. Well, my view of Morelli is that he sold the British rather poor paintings, Yes. and kept the best for Italian museums. I mean, he was a great patriot. So I have a different view of things, and I could go on about it, but Yes, thank you. I have a comment on a question from Dr. Parry's paper. The comment is about Queen Victoria blocking an early appointment together with Gladstone. Of course, the dispute with Gladstone continued more or less for the rest of his life, as you said, but his relations with Queen Victoria improved a lot because at one stage he and Enid were invited to Osborne House, and that's when she saw Queen Victoria saw the necklace that Janie referred to yesterday and admired it greatly, probably with a view to Layard offering to give it to her, but he didn't, and he kept it, and it's now in the British Museum, that necklace. So that's the comment. The question is about Layard's relations with Lord Aberdeen, which you said were very bad. I wonder if one of the reasons might be because Aberdeen's younger brother, who I think was the Honourable Robert Gorton, was a member of Gore Ouseley's mission to Iran, and perhaps Aberdeen
thought that he knew a great deal about Iran through his brother. He did actually have a collection of Persepolis reliefs, which later came, Aberdeen that is, to the British Museum. Perhaps he felt that he had knowledge about Persia and the Russian question, which could rival that of Layard's. Is that a possibility? Yes, I think that's a very good point, actually. Aberdeen had a bias against Layard from the time of Layard's stay with the Bakhtiari, because Aberdeen picked up from whoever was then the British minister in Tehran in the early 1840s, that Layard was very unpopular with the Shah because of his support for the Bakhtiari, which the Persians thought was encouraging them to be independent. And so Aberdeen, because he was desperate to keep on good terms with the Persians in the 1840s, was absolutely determined never to give Layard a job in Constantinople throughout the time that he was Foreign Secretary. And I'm sure you're right that Aberdeen, through his brother, looked back to the time when Britain was trying very much to be on good terms with Persia. As you'll know better than me probably, the British attitude to Persia waxed and waned through the 1800s to 1840s in a rather predictably unpredictable way, in that every 5 or 10 years there was a swing of opinion from being rather indifferent to Persia to being very much concerned to have good relations. And during Aberdeen's tenure of the Foreign Office, he's very much concerned to keep Persia on side as part of his general policy of keeping the whole region as quiet as possible. So he very definitely took the view that anything that stirred up tension between Persia and Britain be avoided. Whereas Layard was trying to develop, in that sort of liberal way that he had, trying to develop trade between the south of Persia and Britain. And I think Layard didn't really care very much for the idea that Persia was a kingdom at all. Layard was one of those people who thought it was really a collection of separate areas, and that Britain should and could have influence in the south of Persia, and Russia could expect to have a certain amount of influence in the north of Persia. That was how you maintained a balance between the two. But he certainly didn't care very much for the Shah, who he thought was a tyrant and a man of no consequence. Thank you. Io ne avrei, diciamo, un argomento per perché appunto parlando del discorso di Layard, della compagnia Murano, proprio rispetto a quanto ha detto lui, cioè mi interessava il discorso, secondo me è interessante il discorso la sua attenzione per il mondo operaio in contesti così diversi dall'Inghilterra e dall'Italia. Se vuole aggiungere qualcosa, visto che lei ha, o se ci sono delle evidenze di attenzione particolare per lo sviluppo anche del mondo della classe operaia, ecco. Ma io in realtà è quello che vorrei sapere da qualche studioso che diciamo, ha avuto attenzione per Layard da qualche altro punto di vista che non quello, diciamo, vetrario. Certamente le carte locali di Murano, nei piccoli opuscoli e nella voce di Murano, diciamo che pongono l'attenzione su questo atteggiamento di Layard nei confronti delle classi povere di Murano, e questo mi piacerebbe poi che qualcuno potesse illuminarmi. Sì, perché secondo me è interessante proprio anche il rapporto rispetto a quanto si è detto del contesto inglese, che comunque sono contesti profondamente diversi. Io credo poi che ci fosse un'apertura particolare di Layard, ma poi anche di sua moglie, che praticamente è una sua allieva in qualche modo, una notevole apertura mentale. Per esempio Lady Layard, dopo la morte del marito, frequenta moltissimo il mondo ebraico veneziano, addirittura a livello familiare, cioè
convince un certo Arbib a entrare in società nella compagnia di Venezia Murano, ma poi diventa amica di famiglia, presenza in matrimoni così, senza alcuna, diciamo, preclusione, così come personaggi di qualsiasi origine nazionale, eccetera. E questa è una cosa abbastanza rara, diciamo, nel mondo ottocentesco dell'epoca, ecco. Devo dire, la cosa che non ho detto prima, che poi Lady Layard avrebbe potuto essere una straordinaria donna di pubbliche relazioni, perché lei invita, lei vede, lei frequenta tutti coloro che passano per Venezia, accompagna tutti a Murano a vedere le vetrerie, a comprare vetri, poteva farsi stipendiare. È un prossimo convegno, The Wife of the Ambassadors potrebbe essere. Ma veramente Vero. più che il suo ruolo come riproduttrice con disegni dei vetri, il suo ruolo di donna di pubbliche relazioni. E se posso aggiungere qualcosa riguardo appunto all'impegno sociale, diciamo, in questa lettera di Perry a Layard, proprio raccontando i meriti di Salviati all'esposizione nazionale, sottolinea come appunto Salviati avesse impiegato più di 150 uomini per la realizzazione di queste opere che aveva portato a Firenze, cosa che appunto poi Layard nella lettera in risposta sembra apprezzare particolarmente, quindi appunto c'è questa particolare attenzione comunque anche all'impiego e esatto. Anche nell'amicizia col prete muranese, perché sono dei preti che hanno una grande attenzione alla classe operaia in quel periodo. With the Salviati glassworks, how extensive were the other commissions in England apart from the Victoria and Albert? Le commissioni, quante estese le commissioni in Inghilterra delle Salviati, le attività di Salviati? Beh, they ran a big shop, so I think the country where they sold more or England. Well, I think Canford Manor has quite a lot of Salviati glassworks, doesn't it? Sono altri collezionisti che hanno molti Salviati. Canford Manor è la Yes, casa Canford Manor che ha molti Salviati. della moglie. Anche Canford Manor. Ah, okay, yes. And the museums in England bought pieces of made in the 19th century in that time. Quite extensive, actually. I mean, And also, I think private collectors, maybe we have to extend the in their country houses it became exactly. Until 10 years ago, England was the main market for collectors of 19th century Venetian glass. Now I don't think, because they finished, but it was an incredible market. It means that they bought a lot. If I may add, at the National Art Library in London, there's a catalogue by 1898, I think, in which they recount all the commissions that they had received in England, as well as the Franco-Prussian monument in Berlin. And so they recorded lots of works they realized. Also, the staircase of the National Art Library was commissioned to Salviati at cool time. And don't forget that the first good scholars in the history of Venetian glass were English. Yes, in the starting from the second half of the 19th century. Dunque, Nesbit was a collector. And Dillon più avanti, the best books were published in England. And Layard read a lecture at the Royal Institution in 1868 on mosaics because he wanted to promote the use of mosaic in England a lot. That's the reason why there was this sort of debate on
how... No, and this is why the St. Paul within the walls in Rome is extremely relevant, because it's like playing the football in England, because it's like just putting mosaics from Rome, from Venice to Rome, just in the very heart of Rome. So it's a quite interesting that Layard is sort of a bridge with the Roman milieu, with the Anglo-American milieu in Rome. And he wanted also to decorate the vault of the National Gallery with mosaic instead of fresco, because he said that it was a better technique, more suitable for England, for its weather especially. So which director said no? Well, he was in charge, he was a first commissioner of works by the time the National Gallery was refurbished and enlarged in 1868, but then he was sent as a plenipotentiary minister to Madrid, so he had to leave office to Ayrton, with whom he was quite, let's say, in an open contrast, and he changed all the plans. He drew also a plan for the facade of the National Gallery, so he was very much involved into the construction of the museum. And the best collection of all the Venetian glass are in England, and they arrived at London in the 19th century. So, better collection than the ones in Italy. As usual. Più bei pezzi sono stati... È una collezione come i quadri, insomma. E appunto la coppa che ha mostrato prima la dottoressa Sì. Barovier Armentasti fu donata da questo erede di William Drake, che peraltro era parte anche lui della Venice and Murano Company, proprio su richiesta di Layard. Il documento al museo riporta letterario. proprio... Però, esatto. non so se... Però erano non loro. dico purtroppo... I am not sorry that the best collections No. are in England, because we know the condition of our museums. No, sono molto meglio conservati. Un'altra domanda? I was rather surprised learning that Layard started as a young man without any means, without connections, just eager for knowledge, for culture. And I wonder how he got to have the possibility of buy making up these collections and being a mecenate in a way. And I wonder if his comes from better from his political career or from his activity as an archaeologist or a man of culture. Da dove vengono I soldi, in sostanza? For many ambassadors, really from the wife, especially Americans. But I don't know if it's the case. What have you? Sorry, or... I wanted to answer that by asking Maria a question which has always puzzled me, which is, I can understand why Layard was interested in art from an early age because of his upbringing in Florence. And there's this famous story that there was an altarpiece by Lippi over the bed in his room in Florence where he grew up, and it was damaged by a slipper that he threw at it when he was playing a game with his brother. So certainly the family, when they stayed in Florence for a few years, was very interested in art. And I think that was his interest throughout his life, because he always regarded himself as an artistic person. He was also very musical as a child. But my question for Maria is that in a British context, it's quite unusual for somebody as strongly Protestant as Layard was to be so interested in early Renaissance and Gothic art, because it's very ideologically freighted. That discussion about artistic periods is very ideological in the 1830s. If you're interested in early Renaissance and pre-Renaissance art, you tend to be Anglo-Catholic. It's associated with the Oxford movement. And I wondered if that's probably a simplistic view of how artistic taste changed in England, but it is quite a strongly held view. And you mentioned Rawdon Brown as helping to change taste. Samuel Rogers.
Samuel Rogers. Sorry, Samuel Rogers. Rogers, Samuel yes. Rogers, yes. And I wondered if you could say more about that, because I didn't know about that. But yes, this is very interesting in that he was quite an individual collector, an individual aesthete. He didn't have any consultant, no Morelli for him. So he took his chances when he bought something. He really followed his own taste. Which obviously, well, he had traveled, journeyed in Italy at a pretty early date. He once had to leave in a hurry because Napoleon had escaped and from the Alps, and then the 100 Days started. He came back a few years later, stopping in Venice, on his way to see Byron and Shelley in Tuscany, the last time he met them. But in Venice, he did buy a few things. And again, it was just his natural taste that directed him. And it was quite, as I say, definite taste. And he was also appointed commissioner, sitting on committees together with Prince Albert, for instance. He was a trustee of the National Gallery, the only untitled member of the board. He also was commissioned on the commission supervising the works on Parliament House, and so he could put forward his taste for Gothic, for instance, this Gothic in England. How he formed that, I'm not really sure. In a way, he was too old. He died in 55, so too old to actually interact with Layard. I don't know what he would have thought about the Assyrian vogue in interior decoration that Layard started. May not have been in his taste. But in his house, he already collected marbles from the Parthenon. And scholars that mention it are surprised in their turn. How did he get that? Before, the Elgin marbles, he collected Etruscan vases. I don't really know the origin. Certainly, he was a strong personality. And then his book proved the depth of this reasoning, let's say, of his appreciation, because it was not only poetry, but it was, as I said, accompanied by scholarly notes and remarks, which augmented the curiosity of all those travelers, for instance, of the middle classes that were emerging, the Ruskins, for instance. They would travel to Italy with this book, and look for something that was in the illustration, in the engraving by Proud, because there was a legend behind that. And that's what's very influential, as I say. These scholars I'm thinking of claim that he influenced also the pre-Raphaelites. And the fragment of the fresco that I chose to show is very significant, in my opinion, of that. Like growing up with the Lippi in front of you when you wake up in the morning, or throw your shoes at it. I don't know what he actually did. I don't know, as I say, very singular. But he was, quite from another generation. He remembered seeing Haydn playing in London with a wig and a short sword. And he sort of brought everything together. And that's it. No, it's part of my question, because I was interested in your speech about the question of the changing of generation. Because you mentioned that the new generation from the 80s that established, settled in Venice, is another way of perceiving the city, completely changing. Yes, let's protest.
Protestantism, I think with Layard and with Morelli, is about a formal analysis of works of art. So they're not so interested in whether it's a saint or a Madonna or how a saint died or something like that, but it's more about attribution, who it's by, and that's important for them, but not the religious stories, the content of it. So I think that's true of Layard as well. It's very true of Morelli, but he can describe a Madonna as a saint and get it all wrong, and he's just not interested in it. Well, I think it's the interesting question because I studied quite closely the William Roscoe collection at the very beginning of the 19th century. He wrote a lot of book about Lorenzo il Magnifico and Pope Leo X. He bought a lot of paintings in Florence or in Tuscany, in Siena, the famous Simone Martini. In a letter, he collected trifles. But in order to justify that they are quite expensive, with his wife, they're spending money, but he defined trifles. So I mean, he was much more interested in paintings as a historical document of the. He planned to have just illustrated English version of Lanzi Storia Pittorica with the etchings. So it's much more like not the question of, and it's very interesting because in the Leo X, in the book, he discussed a lot the problem of Protestantism. In the book and the question of images. Well, the British had a revolution early on, and that affected things enormously in their perception of art, even till today. How the British do art history differently. Thank you very much. In fact, Layard had more religious paintings than portraits or other genre, so that's a proof that he wasn't so much interested in religious scenes, but instead for the picture itself, for the paintings and for attribution, in fact. And also, to me, just also forming the example of different Italian schools, of Flemish school, and everything different. And that's the reason why he also bridges well the two centuries, because his first purchases in 1856 were fresco fragments by Spinello Aretino, or these possibly Giotto follower, which he thought he was a follower by Giotto, but instead he's not. And it well represents the same taste of the Florentine painter, the Spinello Aretino you showed before. Exactly, yeah. Yes, Yeah. they're the same. And then he finally purchases Lombard painters from Bergamo and Brescia, thanks to the influence also fueled by Morelli's advice. Also, it's a change. One thing that's missing a bit from the conference is Layard's Arundel activities. And when you were talking about his early acquisitions being frescoes, this is clearly an archaeological continuation and stems out of that extraordinary activity of the Arundel Society in the 50s in Italy, when conservation was a real problem. No, you have to... The problem of money. Someone asked where money came from. Nobody gave an explanation. Sorry. Didn't I someone think say the Ottoman Bank? The Ottoman Bank. exactly, yes, I mentioned The that. Ottoman Bank. And the wife, Yes. and the wife. And they were- But not The wife I mean, was very rich, but I don't think women. not so much. Yes, and then he received ambassadorial pension, but just late in 1888, something like that. Can't remember. But the main money. Sir Ashley Yeah, Clark but wrote in the Acts of the Symposium that actually when he retired, he got no pension at all. After some time, he had a very modest pension. That was the word. But I mean, his wealth was already formed by, well, he was 1855 when the Ottoman Bank was founded. Okay. And of course, he was a shareholder there. And I mean, from 55, it grew into a lot of money. It became the Imperial Ottoman Bank. It was quite a venture. And, well, of course, he had interest. He had to resign from it when he entered politics, of course, officially. But the dividends were there. And he was in contact with the big financial families of Europe, the Rothschilds. I'm not just dropping names. The more poor countries, you name them. There were
a lot of things going on in Victorian Europe at that time, building railroads everywhere, importing, exporting gold, shipping, you know, the Gallery of the Chinese, opening new roads to the east. And everybody was investing there. Your friend Alexander Markov also. I mean, yeah, and as I say, that was a lot of money. And that's the reason why he started collecting by that time, and he stopped. And he said to Morelli, I have to stop collecting for a while, or at least to seize a little bit with this rhythm, just because he got married and he wanted also, it was more an excuse than actually, but it was by 1869 or something like that. And then he, in also, just to finish, in a letter to Lady Eastlake, he said openly that he, after resigning the post at Constantinople, he had to renounce the pomp and amenities of the ambassadorial life, and that's the reason why he decided to take a boat in Venice, because it was also an economical reason. Cheaper living in Venice. Domanda? Just a comment on Layard's wealth. When he left Europe, go on his travels to Ceylon, there was enough money in the family to leave fairly substantial, large amounts of money with banks on deposit so that he could pick up money on the way. But I think also what hasn't been mentioned in this discussion is that he was a best-selling author, that his 2 books on Nineveh and Babylon had made him, I think, a very rich man, and presumably that provided him with a sum of capital, the income from which remained his all through his life. But he didn't know that yet in 1855. I mean, he'd only just started selling books, so just to keep on the safe side. The first book was published in 1849 and was rapidly a bestseller. He must have made money already. Oh, yes. Then before he went back to Nineveh for the second expedition. He also lived very cheaply because he lived in lodgings, as the Liverpool Albion said, and in Little Ryder Street. And you know, he the case till he was 51. And also, yes, I agree that the Layard uncle in Ceylon gave him. So they're not completely. £300, if you multiply it by 200, yes. is actually quite a significant sum of money. That's the reason why we should say that he was a self-made man. Absolutely, yes. In un buon senso, sì, sì, sì. Altre domande, other questions, remarks, comments? Allora, puntualissimi, sono le 1, ringrazio tutti per la conferenza. Bravi.